la gratuità per i mezzi elettrici, anche dei privati, sulle strisce blu, la possibilità di accedere nelle ZTL. E poi come amministrazione direttamente abbiamo acquistato una flotta di scooter moto per la polizia municipale. Siamo l'unica città in Europa che ha una flotta per la polizia municipale completamente elettrica. Abbiamo acquistato dei mezzi elettrici di servizio sempre per l'amministrazione comunale. Abbiamo, attraverso un finanziamento ottenuto, 3 mezzi porter per fare il trasporto merci, perché stiamo pensando a un progetto di logistica e distribuzione delle merci nel centro storico. Il nostro car sharing per la prima volta avrà dei mezzi elettrici, partiranno a brevissimo, e poi sta uscendo il bando per le colonnine per la ricarica delle auto. Quindi insomma, come città, come amministrazione comunale ci stiamo ponendo ai primi posti in Italia sicuramente e in Europa per quanto riguarda questo importante settore che dà dei benefici in tutti i sensi alla mobilità.